ci saranno le liste di partito, dei partiti di centrodestra, ci sarà un gruppo autonomista che ci sta aiutando in questa campagna elettorale, sarà una coalizione forte e coesa al servizio dei veneti. Sarà questo l'assetto elettorale della coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente Alberto Stefani, nelle scorse ore ospite degli studi di Media Nord-Est e del direttore Luigi Baccialli. Stefani di fatto conferma che non ci saranno liste personali, non ci sarà quindi la lista Zaia, ipotesi peraltro già tramontata da tempo, ma nemmeno la sua, la lista quindi del candidato governatore Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, Noi Moderati e una lista autonomista ancora non ben identificata, 6 in tutto i simboli, denominatore comune, l'anima civica. In alcuni di questi partiti ci saranno delle componenti civiche, come è normale che sia. Anche il percorso della Lega qui sul territorio ha manifestato un'apertura al mondo del civismo, al mondo delle reti civiche territoriali in questi anni in particolare, e sono convinto che i veneti premieranno il buon governo di questi territori. Ma la dialettica resta inevitabilmente tra i partiti, soprattutto se si guarda all'eventuale formazione dell'esecutivo. Molto si è detto e scritto sul compromesso tra Lega e Fratelli d'Italia, con i meloniani pronti a occupare tra i 5 e i 6 posti in giunta. Di fronte a rumor e indiscrezioni, Stefani non si scompone e la spiega così. Ci sono delle trattative sugli assessorati, ma vi assicuro che tutte le componenti saranno proporzionalmente considerate all'interno della Giunta. Ovviamente terremo conto di quello che è il voto dei cittadini di questo territorio. Fratelli d'Italia giustamente avrà delle buone deleghe, così come le avrà la Lega, così come le avrà le altre componenti del centrodestra. L'architettura della nuova giunta ha molto a che fare anche con la sostanza. Lo stesso Stefani vuole un assessorato ad hoc solo per il sociale, ora trattato accanto alla sanità. È importante che ci siano persone distinte a seguire queste due componenti, perché sono due componenti fondamentali della Giunta, e soprattutto tenendo conto del contesto sociale e demografico in cui ci troviamo. Politiche sociali al centro, inevitabile, fa intendere Stefani, per chi ha fatto, come nel suo caso, anche il sindaco. Io tra l'altro ho fatto il sindaco durante il periodo del Covid e ho visto da vicino questa situazione, perché poi in quel momento veramente si toccava a mani nude quella che era la realtà di tutti i giorni, anche per quanto riguarda il sociale. C'è la necessità di intervenire, ovviamente predisponendo quelle misure che sono necessarie per una società che cambia. Quindi avremo davanti sfide nuove e dovremo porre in essere gli strumenti per poterle affrontare al meglio.